stavo guardando di là i sogni d'Oriente. Lozano, però pure Lobotka. Allora, se una cosa ci può far piacere, l'altra spaventa. Quindi analizziamo. Io non so più come. Allora, Drake Plates Play Z, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che si affacciano sul canale per sapere qualche novità, qualche cosa. Oggi lancio anche io una bomba, visto che le lanciano tutte le bombe di mercato, io non la metto in copertina perché poi mi sembra esagerato. In copertina mettiamo i rumor che escono dalle fonti autorevoli. Lasciate il like per la bomba che vi lancio tra pochissimo di calciomercato, che riguarda il Napoli. Uscirà sicuramente. È capitato altre volte che vi ho anticipato almeno quello che diranno i giornali o i blog o chi per loro, che poi non è detto che succede, però per una serie di motivi logici, di logiche, di puntini che si uniscono, secondo me questa è una notizia che potrà uscire. Io la anticipo, poi quando succede voi nei commenti me la venite a dire: ah, è uscita. Non so quanti ne ho ricevuti di messaggi, è uscita la notizia. Benissimo. Allora, partiamo da Lozano. Tante le notizie che i tweet che si sono rincorsi per quanto riguarda un interesse arabo. Ora però in questo caso, per quanto riguarda Lozano, dicono solo interesse arabo e non dicono una squadra. L'Al-Ittihad, l'Al-Nassr di solito sono un po' più specifici quando hanno delle notizie, ma spostiamoci con una brava tattica, così posso farvi vedere quello che mi hanno mandato anche gli amici abbonati che sono sempre sul pezzo. Attenzione! Togliamo un attimo questa cosa perché la maglietta, poi queste sono altre indiscrezioni. Oggi è il giorno delle indiscrezioni. Togliamo la cosa, la faccia di Garcia. No, esatto. Tra l'altro ce ne andiamo live tra qualche ora perché mi mancate, perché molti me l'hanno chiesto. Vediamo di far arrivare anche Guido, se ce la farà. C'è il che fare che insiste, ma voglio fare una chiacchiera con voi. Parleremo di tutte le prospettive di questo, del futuro, insomma, del Napoli, di questa stagione che si sta avvicinando. Allora, per quanto riguarda Lozano, abbiamo queste cose qua. Tra l'altro Benitez al Celta Vigo, quindi Veiga o se lo manda lui e dice no, non mi interessa, oppure se lo tiene stretto, ma questo è un altro paio di maniche. Allora, partiamo da Di Marzio, che è ufficiale, quindi non dovrebbe essere fake, dice: Irving Lozano è un nuovo obiettivo per i club sauditi, quindi in generale i club sauditi. Napoli esterno è aperto al trasferimento, esplorando le opzioni per il suo futuro dopo aver vinto lo scudetto. Ora, noi dobbiamo tenere presente un po' di cose. Prima di tutto, quando scade il contratto, quanto prende Lozano, il fatto di aver vinto, come ha esultato. Mi ha ricordato un po' Lavezzi, devo dirvi la verità. Tra l'altro è il primo messicano a vincere lo scudetto in Serie A, quindi per una serie di motivi io posso pensare che Lozano sia a fine ciclo personale. Ricordiamo che ha avuto una storia anche non facile, è stato molto solo, non sempre lo abbiamo visto fare, la dico proprio come i bambini, comunella con i compagni, amico di tutti ma mai legato con nessuno fondamentalmente, molto solo. Se sentiamo le interviste del periodo del Covid, è un ragazzo che ha sofferto tanto, e io lo so che voi nei commenti, sì, portiamoglielo in braccio. Mi dispiace un pochino per due motivi: un pochino per l'uomo che secondo me ha dimostrato di tenerci alla maglia e quest'anno ha fatto un lavoro molto più sporco, non si preoccupava tanto di finalizzare l'azione ma ha molto coperto, perché se Di Lorenzo va e lui deve coprire, se Kvaratskhelia va e lui deve coprire, insomma tanto sacrificio sia lui che Politano, e lo dobbiamo tenere presente. E poi perché con Garcia potrebbe ritrovarsi un Lozano formato Gattuso, che distribuiva cartellini gialli e che lo mandi in profondità e come lo prendi. Ricordiamo che Lozano è anche infortunato e si deve riprendere, ma andiamo con calma. E insomma, come lo porta Di Marzio lo riporta anche Napoli Report, che però cita Nicolò Schira.
Nico Schira. A questo punto dice: un club dell'Arabia Saudita restano sempre vaghi, ha offerto un contratto di 3 anni con uno stipendio di 10 milioni all'anno a Irving Lozano, pronto a lasciare il Napoli. Il suo contratto scade nel 2024 e non c'è l'accordo per estenderlo. Io non so nemmeno se il Napoli lo sta provando l'accordo per estenderlo, perché si sta parlando in queste ore del probabile rinnovo di Zielinski, uno Zielinski che farebbe di tutto per rimanere, magari anche d'accordo ad abbassarsi un po' di ingaggio, perché parliamo degli ingaggi pesanti. Ingaggio pesante Osimhen, Lozano, Zielinski, questi sono gli ingaggi pesantissimi del Napoli, quindi non lo so nemmeno se il Napoli si sta spingendo a fare offerte. Poi arriva la bomba, andate con calma, abbiate pazienza. Raccogliamo però nel frattempo anche, sono uscite delle dichiarazioni dell'ex intermediario e le andiamo a leggere, che è intervenuto se non sbaglio a Radio.Nuovo. Queste le sue parole: sono rimasto sorpreso dell'interesse dell'Arabia Saudita per Lozano, anche in Messico tutti sono convinti che il ragazzo avrebbe lasciato Napoli solo per la Premier League. Strano, già dico strano, perché Lozano non voleva andare in Spagna, Barcellona, Real Madrid, non voleva andare lì, strano. E ora sono un po' perplessi da questa notizia, anche perché il Messico deve preparare le prossime competizioni e che ci azzecca. Ma qua ci ritorniamo sul discorso delle nazionali, se te ne vai fuori dal calcio che conta. Deve preparare, quindi i tifosi sperano che Lozano possa quantomeno restare al Napoli. Io resto scettico sullo strapotere e sull'appeal degli arabi nel calcio, visto che avevano provato a fare lo stesso con la MSL e lì il calcio non è decollato. La parte economica è importante, ma non è ancora tutto nel calcio. Non sarà tutto, ma è molto importante. Lozano, Aston Villa e West Ham hanno sempre mostrato interesse, ma sembra sempre che sia un interesse timido. Lozano ha sempre sognato piazze come Liverpool e Manchester, cose nuove, quindi non credo che possano attirarlo molto. Tra 3 anni Lozano ha un mondiale da giocare in casa con il suo Messico, quindi scarterei l'ipotesi Arabia Saudita. È un'occasione storica per lui. Guardate Ochoa, pur di essere competitivo ha rinunciato ai tanti milioni del campionato messicano, per rilanciarsi con la Salernitana. I soldi sono importanti, ma fino a un certo punto. In caso di impasse non gli tocca che rinnovare con il Napoli, visto che Irving è molto legato ai colori azzurri. Ma deve fare i conti con la volontà del Napoli anche, altrimenti si rischia di portarlo a scadenza l'anno prossimo e lì se lo possono prendere facilmente, perché ragazzi Lozano secondo me ne ha mercato. Ricordiamo che certe operazioni spostano intere popolazioni. Lozano è la superstar del Messico, spostano intere orde di tifosi da un'altra parte, perché tutti i tifosi messicani che seguivano il Napoli, se Lozano parte, tolgono il mi piace al Napoli e seguono l'Al-Ittihad, non c'è proprio dubbio, ed è così. Come chi segue Benzema adesso andrà a seguire, perché così funziona soprattutto con le nuove generazioni di tifosi che sono più legati ai giocatori che alle squadre. È così. E quindi questa è la prima notizia, rumor per quanto riguarda Lozano. Se Benzema ha avuto un contratto da 200 milioni, 10 milioni all'anno a Lozano li possono dare tranquillamente. Ora dobbiamo vedere però quali sono le ambizioni, siamo sempre alla parola d'ordine di Garzia, le ambizioni di Lozano. Rimanere nel calcio che conta, perché vi faccio una riflessione, non l'ho sentita dire da nessuna parte. Insigne è abile e arruolabile, gioca con il Toronto, lo seguo distrattamente, ma è proprio sparito dalle considerazioni di Mancini con l'Italia. Non è che l'Italia stia giocando questo calcio incredibile, dice ma noi stiamo pieni di numeri 10 e di alle sinistre che spaccano tutto. È proprio sparito. E vi ricordate che si diceva ma quando mai quello Mancini continua a seguirlo? Quando vai in un campionato del genere puoi. Idem però si dica, Insigne è una cosa, numero 10 dell'Italia che vince l'europeo, Cristiano Ronaldo va là, continua a essere la superstar del Portogallo ovviamente, e Lozano se andasse là continuerebbe ad essere la superstar del Messico, quindi sono discorsi che fa l'intermediario che non, secondo me, che non si poggiano su nulla. Contemporaneamente Fabrizio Romano parla anche di Lobotka e dice sarebbero interessati in Lobotka, che è uno dei migliori giocatori della Serie A. Però Lobotka è stato blindato da poco con un nuovo contratto. De Laurentiis ne ha parlato proprio nello specifico, dice Lobotka non si tocca. Ed è interessante perché poi escono anche le notizie fake news, sono interessati a Kvara, però
certi giocatori ci spaventano di meno. Perché? Perché è una questione di contratti. Il Napoli si metterebbe meno contro una trattativa per Lozano rispetto a una trattativa per Lobotka. Questo mi sembra di poterlo dire senza ombra di dubbio. Questa è la situazione chiave, perché se ci sono quelli che l'anno prossimo perdi a zero, e se riesci a monetizzare è bene, perché altrimenti l'anno prossimo non prendi soldi. Un po' come è successo con K2 e Fabian l'anno scorso, sarebbero andati in scadenza quest'anno e quindi li avresti persi a zero. Ecco perché si parla di mercato per Zielinski, o di un rinnovo al ribasso se Zielinski vuole rimanere, di Lozano. E poi c'è Alex Meret! Si è parlato anche di trasferimento per Demme all'Hertha Berlino. Idasiak non se ne parla perché non se ne dice un gran bene, a differenza di Nikita Contini. Però c'è Alex Meret! Di conseguenza, se è vero come è vero che il Manchester United lascia andare De Gea, non lo so come si dice, perché a fine contratto prende pure 20 milioni all'anno De Gea, quindi non dite poi De Gea il valzer dei portieri, De Gea no, però se puntano su Onana e l'Inter non può più fiondarsi su Vicario che firma per il Tottenham, l'Inter è interessata a Meret. Vai! No, deve uscire questa notizia, uscirà. Pastorello ne ha parlato. Pastorello è uno di quei agenti. Andrea Pastorello è l'agente, Federico Pastorello è il proprietario dell'agenzia dei procuratori, che ha parecchi rapporti con l'Inter, quindi può uscire tra gli altri giocatori De Vrij e Acerbi, ma anche altri giocatori nel passato come Lukaku, come Joao Mario, Candreva, insomma tanti giocatori che sono passati per l'Inter, quindi c'è il rapporto. Meret Inter è stato un rumor che si rincorre dal 2017, da quando Meret era alla spalla. È uno dei migliori del mondo, Inter è interessato, però aspettiamo. Poi ritorna nel 2021, è interessata così, adesso ritornerà. Perché ricordiamo che Meret parte come praticamente dato per partente, non si trova la squadra, non si chiude con Navas per il Napoli. Meret diventa il portiere titolare, fa un ottimo campionato, anche con un'ottima difesa che non ha lasciato partire nulla, quindi Meret non ha dovuto fare gli straordinari come un Vicario, però ha fatto un ottimo campionato, la migliore difesa di una squadra che ha vinto lo scudetto. Di conseguenza, se l'anno scorso era difficile immaginare Inter Meret, anche perché avevano preso Nana, adesso si può immaginare che l'Inter punta sul portiere che ha vinto lo scudetto. Si può immaginare, sempre che abbiano intenzione di farlo e sempre che si privino di Onana, perché là entrano tantissimi soldi. Meret fai sicuramente Napoli fa sicuramente una plusvalenza, perché non l'ho detto per Lozano, al Napoli bastano, fonte Guido Gentile, quindi sono sicurissimo di quello che dicono, al Napoli basterebbero 4-5 milioni per fare plusvalenza. Se l'Araba Fenice vuole offrirne 10, 15, 20, 30, 50 è tutta plusvalenza che cola. Ma al Napoli, visto che fa gli ammortamenti bene, le fa un grande gruppo il primo anno e poi va a scendere, bastano 5 milioni, come Osimhen, ricordiamoci questa cosa qua, bastano 5-6 milioni, il Napoli fa plusvalenza, non deve raggiungere i 45 o i 38 più bonus che si spese col PSV Eindhoven, no, perché è già stato ammortato, quindi il Napoli fa plusvalenza anche con un'offerta di 5 milioni. Ecco perché ha senso che questo rumor possa interessare al Napoli e che non si mettano a tuzzo. Pastorello non troppo tempo fa parlava così. Il contratto non è lungo, perché ricordiamo che il Napoli aveva prolungato il contratto con Meret, però solamente di un anno con l'opzione in più. Il contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un'opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina. La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta del tecnico. Questa era un'intervista di roba di giugno. Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l'anno prossimo, poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto, e chi di dovere in questo momento può essere Mantovani, può essere Micheli, può essere Chiavelli o può essere anche ADL, perché sembra che oramai stia facendo supervisione su tutto. Nel momento in cui il video è troppo lungo, vi avevo promesso, allora, la bomba Meret l'abbiamo lanciata, Lozano, Lobotka l'abbiamo detto. Lozano fa 28 anni il mese prossimo, se cominciano a prendersi le superstar che non sono a fine carriera ma che sono nel pieno della loro maturità, ci dobbiamo un pochino preoccupare.
che poi non è detto che questo faccia diventare il campionato saudita di grande appeal, ma la Serie A, è notizia di questi giorni, non ha avuto questo grande boom di richieste, di ascolti. Le offerte che hanno fatto per la Serie A i diritti TV è poca roba, quindi noi diventiamo alla pari. Non lo so se offrono tanti soldi per guardare Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, eventualmente Lozano in partite che lasciano il tempo che trovano, in un campionato che lascia il tempo che trova, non lo so. Si può dire, non lo so, si può dire. E quindi, ritornando a quello che era la faccia di Garcia con sotto una maglia ipotetica, fatemi dire questa cosa. Sempre design Salvatore Falanga per Azzurro Fluido. Io ho fatto 2 modifiche per i rumor che arrivano e che io non devo dirvi chi me li dice, non ha importanza. Intuizione Azzurro Fluido. Tutti stanno parlando della maglia. Ora le maioliche, le faenze, le faioliche, le ceramiche, idea di Falanga non lo so, non credo. Però tutti parlano del righino e io vi dico, secondo me ha ragione Falanga con la tinta unita del colletto. Poi ci sono queste novità, queste linee che delimitano il petto e poi dividono poi la cosa. Non lo so se sono proprio così, ma potrebbe essere. E poi per sicurezza ho messo il fluido Azzurro Fluido logo sopra la MSC crociere per sicurezza, perché per evitare cose vulcaniche, per evitare che poi sia troppo. Io l'ho messo, poi se la prendono, che se lo vogliono fare, deve uscire anche per forza il logo Azzurro Fluido. Però state in campana, perché non si sa, se il Napoli non si muove a farla uscire, continueranno a uscire ipotesi. Io non vedo l'ora di vederla, perché dobbiamo fare io mi diverto con Photoshop, questo è il problema. Io non sono un grafico, Salvatore Falanga lo è, io semplicemente mi diverto tantissimo e quindi quando mi diverto è difficile fermarmi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ne parliamo ancora live. Voi lasciate i like, lasciate i vostri commenti per quanto riguarda Lozano, ma approfondiremo tutte le cose perché poi escono notizie nuove. Uscirà, fatemi vedere se ci sono cose nuove. Ah vabbè, sì, Baldini ha detto che ha parlato con Spalletti e Spalletti ha dato la sua benedizione su Rudy Garcia. Vabbè, ci fa piacere, speriamo bene. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia. Io me li faccio. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta.